Liceo Classico Empedocle, oggi si consegnano i diplomi ai ragazzi più meritevoli e non solo, ma anche due premi importanti, il Finazzo Gro e quello dedicato a un'ex dirigente scolastica, la dottoressa Buscemi. Sì, assolutamente, oggi è una giornata particolarmente significativa per il Liceo Classico e Musicale Empedocle perché festeggiamo i nostri studenti, festeggiamo i nostri neodiplomati consegnando loro simbolicamente appunto il documento che attesta la fine del loro percorso scolastico, ma l'inizio di un nuovo e altrettanto impegnativo percorso di vita che sarà quello universitario. Quindi siamo in un passaggio del testimone importante che vede proprio i nostri ragazzi al termine di una meta significativa durata ben 5 anni. Li abbiamo accompagnati dai 13 ai 18 anni con cure amorevoli, affettuose, in un ambiente assolutamente protetto quale è quello appunto scolastico. Però adesso diamo loro anche il via perché possano appunto sciogliere le vele e prendere il largo, accompagnati dalle loro famiglie che sono qui anche per poter in qualche modo applaudirli insieme a noi, perché questo momento non sia un momento autocelebrativo o autoreferenziale, ma semplicemente un rito di passaggio dove noi apriamo le porte poi a quella che è la vita adulta, che in effetti comincia già dai banchi di scuola, ma che avrà modo e tempo per proseguire al di fuori di queste mura, al di fuori di questa città. Quindi siamo contenti di questo momento. Si conclude l'anno scolastico, ma si guarda già al nuovo anno, con quali prospettive? Sì, le prospettive sono sempre quelle di fornire un'istruzione di qualità, di fornire un'istruzione che metta al centro la persona, quindi lo sviluppo dei nostri ragazzi, delle nostre studentesse, dei nostri studenti, volti sempre con un occhio alla classicità ma anche un occhio alla modernità. Quindi grazie anche ai fondi del PNRR stiamo cercando di adeguare strutturalmente il nostro edificio, già comunque abbastanza all'avanguardia, per poter poi elaborare insieme ai nostri docenti, sempre così competenti, quelle che sono le professioni del futuro e fornire ai nostri studenti la carta d'identità per inserirsi concretamente nel mondo universitario e nel mondo del lavoro. Ci saranno nuovi indirizzi? Abbiamo avuto noi diversi iscritti per la curvatura informatica e per la curvatura archeologica che vanno già ad arricchire l'offerta formativa già ampia con il potenziamento di matematica, l'indirizzo Cambridge e l'indirizzo anche biomedico che sta sempre più crescendo anche perché si parla già di un liceo biomedico che consentirà un accesso privilegiato alle facoltà di medicina e chirurgia, quindi è veramente un indirizzo che è scelto in maniera consistente dai nostri studenti e che dall'anno prossimo, per quanto ci riguarda, comincerà già dal primo anno con un percorso di potenziamento proprio per il quarto e quinto ginnasio. Un approfondimento sui premi, sono stati consegnati secondo alcuni criteri e a chi? Sì, come ogni anno abbiamo avuto il premio del professor Alessandro Finazzi Agro che ha istituito ben 12 anni fa per ricordare un ex alunno del liceo classico e che tra l'altro è stato anche sindaco di Agrigento, quindi è un premio che va proprio allo studente più meritevole del liceo classico. Quest'anno è stata una studentessa e la studentessa appunto Chiara Infantino. Per quanto riguarda invece il premio Maria Teresa Buscemi, è stato istituito lo scorso anno dalla famiglia per ricordare la loro congiunta prematuramente scomparsa, la dirigente scolastica Teresa Buscemi, e quest'anno andrà allo studente Riccardo Avanzato, lo studente più meritevole questa volta però del liceo musicale. Quindi sono due premi che vanno a valorizzare ancora una volta le intelligenze, le capacità, le competenze dei nostri studenti. Liceo musicale che cresce, lo vediamo sempre presente in tante manifestazioni in città e non solo. È una bella risorsa, rappresenta un po' quello che dicevo prima, la parte moderna della nostra scuola. L'anima classica e l'anima musicale fondamentalmente poi sono anche due facce della stessa medaglia, la tradizione e l'innovazione, ma parlano lo stesso linguaggio, che è il linguaggio appunto della cultura e chiaramente quello della competenza e della professionalità che caratterizza i nostri studenti. Ecco, ti aspettavi questo premio? Onestamente non mi aspettavo questo premio, è un onore, sono veramente orgoglioso di averlo ricevuto. Questo dimostra una volta per tutte che il sacrificio e il duro lavoro viene sempre ripagato, quindi studiare e lavorare perché i sacrifici portano sempre frutti. Come capitalizzerai questa risorsa? Come la userai, insomma? Sicuramente per l'acquisto di materiale universitario. Io intraprenderò la strada del conservatorio e quindi, perché no, anche all'acquisto di strumenti musicali che mi serviranno anche in futuro.
Tu qui hai scelto l'indirizzo musicale, no? Sei bravo in musica, mi hanno detto. Cosa suoni? Quale strumento suoni? Pianoforte. Ma quindi sarà una carriera musicale la tua? Speriamo brillante. Allora, questo premio è un premio importante che diciamo anche per la tua vita scolastica e per la tua carriera. Che emozioni provi e come destinerai questa cifra che hai vinto oggi, 1000 euro? È un'emozione grandissima ed è molto gratificante perché mi ripaga di tutti i sacrifici profusi nello studio ed è la prova tangibile del fatto che alla fine del proprio operato c'è sempre un frutto nel sacrificio e nell'impegno. È un premio che sicuramente utilizzerò nei miei studi universitari.